vi odio tutti, vi odio tutti, vi odio tutti. Ciao, io sono Davide Vettori e sono di Treviso e mi autodefinirei un cantautore elettronico. Ci sono questi due mondi, quindi appunto la canzone d'autore e la parte elettronica. La canzone d'autore è quella che è stata passata dai miei genitori, quindi tutto quello che era la canzone italiana degli anni 60, 70, 80, 90, e che comunque è quella che mi ha appassionato non tanto per la musica ma per il lato dei testi. E dall'altra parte c'è invece quella parte elettronica che, dirò in confidenza, io ho sempre ascoltato poca musica elettronica, anzi vengo comunque dal rock and roll, dallo stoner, dal punk, e quindi anzi per assurdo ascolto la musica elettronica come insegnamento, quindi per magari sentire come vengono gestiti dei suoni, come vengono utilizzati certi sintetizzatori. E quando sono partito mi era venuta l'idea di cercare di unire questi due mondi che comunque fino a un po' di tempo fa erano rimasti sempre molto scollegati, nel senso che la musica elettronica di solito era basata magari su dei loop di voce, su una frase ripetuta per 8 minuti, mentre invece la canzone italiana o anche la canzone comunque, se vuoi, rock in inglese, era comunque un brano dove si sviluppava il testo in una certa maniera, con la strofa, con il ritornello, e quindi ho cercato di unire questi due mondi insieme. La partecipazione a The Voice negli anni, è successo relativamente recente, però mi sono accorto che è la classica cosa che magari in tutta la tua carriera, se vogliamo chiamarla così, fai tante cose, poi ne fai una e ti resta tipo tatuata sulla pelle, nel bene e nel male, perché poi ci sta. All'inizio, quando mi era stata proposta, ci ho pensato un po' perché non sapevo veramente se buttarmi in questa cosa. Poi, come spesso mi accade nella vita, qualsiasi occasione che arriva è un modo per fare qualcosa di diverso e qualcosa di nuovo, quindi alla fine va a finire che poi la prendo. From Miami, FLA, each way across the USA. Black hair eyes on the way, Chevrolet, then he was she. She say, hey baby, take a walk on the wild side. Questo è il suo Piove, proprio. senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove. La televisione mi sono reso conto che ha dei tempi completamente diversi rispetto a quelli che sono quelli dei concerti, molto più stretti, perché magari nei concerti siamo abituati nei festival a fare soundcheck alle 3 e poi suonare alle 11 di sera con dei tempi dilatatissimi, o quando ti dicono devi suonare alle 3 e poi in verità suoni alle 5 e mezza. Mentre invece mi sono reso conto che la televisione, e mi hanno confermato alcuni amici che ci lavorano sempre, che ha dei tempi che non si sgarra, quindi quello mi ha lasciato all'inizio un po' basito, ed è interessante perché comunque è un duplice mondo, perché c'è sia la macchina da presa, però esiste il pubblico. E il pubblico ovviamente è incitato da tutti i cartelli che noi sappiamo che esistono, però è anche un pubblico che comunque fa quello che vuole, e io ne sono stato contento perché ho visto che quando facevo il mio, là in fondo c'era del pubblico che non era attaccato come ai concerti, però lo sentivo, e quindi questo ti dava la percezione reale di quello che succedeva. La guerra si fa per i potenti, perché rimangano tali, perché soffrono in molti. La guerra si fa per la nazione, per ideali di pace, per la contraddizione. Se dovessi, consigliare o sconsigliare, di fisso consiglierei comunque chi volesse tentare, non come l'occasione della vita, perché secondo me l'occasione della vita non esiste. La vita è fatta da una serie di mattoni che tu metti,
in una scala, non so se sia la Starway to Heaven, perché la vita sembra un continuo salire verso qualcosa che non sai nemmeno dove sia, perché e quando lo raggiungerai. Anzi, forse è quello che ti porta a continuare a fare, perché comunque non c'è nessun posto dove devi arrivare, c'è una continua crescita sia personale sia artistica e un continuo percorso, e che è poi quello che ti dà lo stimolo per comunque continuare a scrivere canzoni, a fare opere d'arte, a fare qualsiasi cosa tu voglia fare. Beh, ad adesso ho appena pubblicato un singolo nuovo che si chiama Vi odio tutti, e c'è un motivo, e appunto è stato appena realizzato col suo videoclip ufficiale, e quindi ci saranno degli sviluppi legati a quel singolo lì, e nel mentre sto comunque scrivendo altre cose, visto che ad adesso non si sa cosa succederà nella musica dal vivo. Ci auguriamo tutti che domani torneremo a fare i concerti e quant'altro, però possiamo trovare, ovviamente ho sofferto di tutto questo lockdown, però secondo me da un lato è inevitabile avere davanti un ostacolo e cercare un'altra maniera di fare. E la mia musica la potete trovare credo dappertutto, nel senso che la potete trovare su YouTube, su tutti i vari canali, Spotify, Apple Music e quant'altro. Ho un doppio nome, nel senso che alcune cose si trovano come Vettori, alcune cose si trovano come Davide Vettori, ma sono sempre io. E se andate a guardare, se andate ad ascoltare, io ne sono contento. Se mi volete esprimere un'opinione su quello che avete visto o ascoltato, sono ancora più contento, e quindi ringrazio la possibilità di aver chiacchierato in questa maniera così libera, e magari ci vediamo in giro da Vettori. Ma io credo alla penna e non credo alla spada. Se tu credi alla guerra, guardami negli occhi e spara.